L'Osservatore. Tragedia al Lido di Venezia, il piccolo Mattia di 8 anni colto da un malore improvviso in casa, la corsa disperata in ospedale ma il bimbo non ce l'ha fatta, disposta l'autopsia. Il Comune di Venezia ha deciso di nominare i propri consulenti per seguire le fasi dell'inchiesta della Procura sulla strage del bus del 3 ottobre scorso, che a Farsetti potrebbe dover pagare i risarcimenti alle vittime. Salari bassi e precarietà contraddistinguono l'occupazione femminile anche nel veneziano. Uno studio della CGIL evidenzia come tutte le discriminazioni che dividono uomini e donne nel mondo del lavoro. Grazie all'intervento di un carabiniere della stazione di San Marco, libero dal servizio, fermati 5 scatoletisti sul ponte di Rialto. Una delibera del Comune fissa in 25 il numero massimo di visitatori per i gruppi turistici organizzati. Un provvedimento, spiega l'assessore Venturini, per migliorare la gestione del turismo. In Laguna è scattato il conto alla rovescia per i festeggiamenti in attesa del 2024, ricco programma di appuntamenti in tutto il territorio comunale tra Venezia, Mestre e Lido. Buonasera, bentrovate edizioni di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano lo avete sentito, il dramma che ha colpito il Lido, morto un bambino di 8 anni, Mattia. Il malore in casa, la corsa disperata in ospedale, ma il bambino non ce l'ha fatta, è stata disposta l'autopsia. Era un bambino splendido, Mattia, sempre sorridente e con un'educazione fuori dal comune. Così gli amici ricordano affranti e commossi il piccolo Mattia Coada del Lido di Venezia, morto giovedì pomeriggio a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio a soli 8 anni compiuti da pochi giorni. Una tragedia che ha pesantemente funestato questi giorni natalizi, lasciando impietrito dal dolore tutto il Lido di Venezia, dove la famiglia di origine moldava risiede da anni. A quanto pare il bimbo si era sentito male nella notte tra mercoledì e giovedì, subito trasportato dai genitori, prima al punto di primo intervento del Lido e quindi all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo, dove, nonostante le cure, il bambino è deceduto dopo poche ore. Sarà quindi l'autopsia a dover far chiarezza sulle cause del decesso. Mattia, che lascia 2 sorelline anche loro in tenera età, frequentava la terza elementare alla scuola Parmigiani di San Nicolò, era molto impegnato anche nell'ambito sportivo, ha praticato il karate e faceva parte della scuola calcio biancazzurra del calcio Lido di Venezia, dunque un bambino che in apparenza non aveva alcun problema fisico. Anche per questo la sua scomparsa repentina lascia nella comunità ancor più sgomenti ed increduli. Tutti e 3 i bambini della coppia sono nati a Venezia. Il papà Vitali, imprenditore edile molto stimato, è anche tra i soci che hanno rilanciato, con una compagine azionaria tutta veneziana, l'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò. Dopo l'autopsia sarà decisa la data dei funerali di Mattia. Cambiamo argomento. Il Comune di Venezia ha deciso di nominare i propri consulenti, un avvocato e un tecnico, per seguire le fasi dell'inchiesta della Procura sulla strage del bus del 3 ottobre scorso. 65.000 euro sono stati stanziati per il pagamento delle parcelle legali e delle attività forensi. Cafarsetti potrebbe essere chiamata a rispondere degli eventuali risarcimenti ai feriti e ai parenti delle vittime nel caso emergessero responsabilità sulla sicurezza della strada e del cavalcavia di Mestre in cui è avvenuto l'incidente. Nell'inchiesta sono già indagati 3 funzionari del Comune e l'amministratore delegato della società La Linea, proprietaria del bus elettrico precipitato. Tra fine gennaio e l'inizio di febbraio si attende il deposito delle relazioni finali delle perizie disposte dalla Procura sul cavalcavia, sullo sterzo del pullman, la sua scatola nera, e quella dell'autopsia eseguita sull'autista deceduto nello schianto, Alberto Rizzotto. Salari bassi e precarietà contraddistinguono l'occupazione femminile anche nel veneziano, lo studio della CGIL. Purtroppo, come CGIL, dobbiamo ancora una volta evidenziare come le donne anche qui siano discriminate nella qualità del lavoro, nella possibilità di crescita occupazionale, nella possibilità stessa di lavorare.
Per il mondo del lavoro, uomini e donne sono diversi dal punto di vista retributivo, contrattuale e sociale anche nella città metropolitana di Venezia. Lo studio della CGIL su dati INPS e Istat disegna un quadro in cui spicca più di un dato significativo, a partire da quello che vuole l'82% degli uomini impegnato a tempo pieno e poco meno della metà delle donne invece con un contratto full time. Le donne hanno contratti che determinano retribuzioni più basse, purtroppo spesso anche retribuzioni precarie e soprattutto evidenziano una grave differenza salariale. Anche la disoccupazione parla due lingue diverse nel veneziano, doppia rispetto agli uomini tra le donne tra i 25 e i 34 anni, più che doppia dopo i 45. Tra gli uomini e le donne che lavorano invece le condizioni sono profondamente diverse anche dal punto di vista retributivo. Se guardiamo gli uomini assunti a tempo pieno hanno mediamente una retribuzione di 6.000 euro più alta delle donne, e se guardiamo i tempi indeterminati, quindi contratti stabili, questa differenza raggiunge addirittura i 9.500 euro. Quindi è evidente con questi numeri come c'è e come ci sia una forte discriminazione salariale delle donne anche nel nostro territorio. Servono interventi urgenti mettendo in cima alle priorità l'emergenza occupazionale femminile e l'emergenza salariale. Rintracciato dagli agenti del commissariato di Marghera, un uomo riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta a Udine è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Deve espiare una pena detentiva di 3 anni con concessione della misura alternativa della semilibertà. E nella mattinata di Natale invece un carabiniere della stazione di San Marco, libero dal servizio, ha sorpreso sul ponte di Rialto un gruppo di 5 individui mentre praticavano il gioco delle 3 scatolette, riuscendo a bloccare una donna romena di 34 anni. I restanti componenti, 4 stranieri dell'età compresa tra i 52 e i 22 anni, si sono dati alla fuga facendo perdere momentaneamente le loro tracce e venivano successivamente rintracciati alla loro compagna, denunciati per esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa in concorso. Uno di loro, di nazionalità macedone, veniva inoltre deferito dall'autorità giudiziaria anche per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia. E con questo noi ci fermiamo qualche istante. Pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Proseguiamo con le notizie a Venezia, dove una delibera del Comune fissa in 25 il numero massimo di visitatori per gruppi turistici organizzati. Un provvedimento, spiega l'assessore Venturini, per migliorare la gestione del turismo in città. Stiamo introducendo questi nuovi correttivi per trovare un nuovo equilibrio tra i residenti, i visitatori e la nostra città così delicata e così fragile. Dal 1 giugno i gruppi organizzati in visita al centro storico di Venezia e nelle isole di Murano, Burano e Torcello, condotti da guide turistiche o accompagnatori, non potranno più superare le 25 persone. Il provvedimento è contenuto in una delibera approvata dalla Giunta Comunale che riguarda la modifica del regolamento di polizia e sicurezza urbana e dovrà ora passare per il voto del Consiglio Comunale. Non più gruppi extra numerosi, non più gruppi senza limiti, ma ogni guida potrà accompagnare al massimo 25 persone. Introduciamo il divieto di utilizzo di amplificatori vocali, megafoni o altoparlanti e l'obbligo di cuffiette auricolari sopra le 10 persone per gruppo. La delibera, che pone un limite al numero di visitatori che compongono un gruppo turistico, si inserisce, informano da Caffarsetti, in un più ampio quadro di interventi per migliorare la gestione del turismo in città ed è il risultato di una serie di passaggi e confronti con categorie ed operatori di settore. Un lavoro importante per rendere più sostenibile il turismo a Venezia, per evitare ingorghi e intralcio della circolazione, ma soprattutto per differenziare le nostre guide, le guide qualificate, le guide che hanno tutti i titoli, rispetto a un mondo caotico dove molto spesso c'è gente che si improvvisa guida e non rispetta la città e non rispetta i nostri centri storici. E in Laguna è scattato il conto alla rovescia per i festeggiamenti in attesa del 2024, un programma ricco di appuntamenti che si svolgeranno tra Terraferma, Centro Storico e il Lido. Vediamo. Sono attese diverse decine di migliaia di persone domani sera in Centro Storico a Venezia
per aspettare nella città più romantica del mondo l'arrivo del 2024. Ci sarà lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio sparati da un pontone galleggiante come per il Redentore, ma anche a Mestre si potrà festeggiare e ballare con musica dal vivo in Piazza Ferretto per tutta la notte. Un programma particolarmente ricco, quello predisposto dalla società Vera, seguendo le direttive dell'amministrazione comunale, come spiega il direttore di Vera, Fabrizio Doria. Spettacolo pirotecnico vedrà un pontone di fuochi partire dalla zona dell'Arsenale, quindi con un'ampia visibilità in tutta la rida degli Schiavoni verso la zona dell'Arsenale e non da Piazza San Marco, a partire dalla mezzanotte. I fuochi si rifletteranno sull'acqua della laguna con suggestivi giochi di luce, archi firmati dalla storica ditta Rodigina Parente che faranno da cornice ai rintocchi della mezzanotte. Lo spettacolo sarà visibile dall'Arsenale e da Riva Sette Martiri, ma non da Piazza San Marco, per preservare così dall'assalto il cuore più fragile della città. A Mestre, invece, a Mestre alle 22:30 inizierà la musica con Radio Company. Sarà una serata di musica dal vivo con un countdown collettivo a mezzanotte e poi DJ per tutta la notte. Si brinderà al Capodanno con il Prosecco del consorzio Prosecco Doc. In laguna le camere degli hotel segnano già praticamente l'esaurito e la mattina di Capodanno, oltre al tradizionale concerto dell'orchestra del Gran Teatro La Fenice, è confermatissimo l'appuntamento con il bagno nelle gelide acque dell'Adriatico degli ibernisti. Poi verranno serviti sulla spiaggia lenticchie, cotechino, vino e panettone per tutti. Per chi avrà ancora voglia di festeggiare, ricordiamo il tradizionale appuntamento con gli ibernisti al Lido di Venezia nella spiaggia del Blue Moon. E venerdì sera, mentre era in corso la prima del concerto di Capodanno dell'orchestra del Gran Teatro La Fenice, il teatro è stato fatto evacuare dai vigili del fuoco. Il motivo? L'attivazione del sistema antincendio, per fortuna causata da un falso allarme. Tutti sono stati fatti uscire, compresi gli orchestrali. Dopo tutte le verifiche del caso, che hanno comportato una pausa forzata della scaletta, il concerto è ripreso e si è concluso regolarmente tra gli applausi del pubblico. E sono oltre 250 voci amatoriali di un grande coro che unisce la città e le persone. Dopo l'applauditissima esibizione in Piazza Ferretto a Mestre, il coro della Big Vocal Orchestra è tornato ieri sera ad esibirsi a cantare dalla loggia e dal porticato di Palazzo Ducale. Vediamo. In 5.000 veneziani sono arrivati ieri sera davanti al porticato di Palazzo Ducale e alla sua maestosa loggia per un concerto magico e indimenticabile e per assaporare la musica proposta dalle oltre 250 voci amatoriali della Big Vocal Orchestra diretta dall'artista muranese Marco Toso Borella. In un contesto unico al mondo, per il gruppo era la seconda volta nella storia in questo palcoscenico mozzafiato. Era già successo nel 2019, poche settimane dopo la quadrando eccezionale di quel novembre. Ed è stato, anche ieri sera, un successo entusiasmante e il direttore non ha nascosto orgoglio ed emozione. Siamo veramente onorati del fatto che Venezia, anche quest'anno, abbia voluto delegare a noi il ruolo di essere la voce di Venezia, la voce che include, la voce che raccoglie attorno a sé tutta una città e tutti coloro che visitano questa meravigliosa città. Il programma proposto ha spaziato a tutto campo, dalle colonne sonore dei film ai capolavori della musica rock internazionale, per arrivare fino alle musiche di Ennio Morricone, Mozart e Verdi. Non è mancato poi un omaggio a Vanessa Ballan, ennesima vittima di femminicidio. Cantare in maniera amatoriale, non dilettantesca, amatoriale. Cantare con amore, con passione, fa sì che tutte le nostre esibizioni siano quasi impastate al contesto, siano quasi mescolate, come fossero un elemento di costruzione. Una musica ancora una volta capace di unire. Riteniamo che l'arte non debba essere necessariamente oscura per poter essere apprezzata appieno. Riteniamo che l'arte possa veramente essere concepita e fatta conoscere in forma condivisa. E per la rubrica sui vostri presepi vi presentiamo quello della famiglia Caporella.
con questo è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. 1 gennaio 2024, dopo il passaggio della perturbazione di San Silvestro, il tempo sarà per lo più asciutto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto nuvolosità variabile più compatta a inizio giornata e sulle zone montane, alternata a qualche locale schiarita, soprattutto in pianura nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie, minime tra 3 e 4 gradi, massime tra 8 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo residui piovaschi, specie sui settori più a est. A seguire più asciutto ma molto nuvoloso, con qualche rara parentesi soleggiata. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà più presente il sole con cielo sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 9 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.